Buongiorno a tutti, sono Omar Kanzan, il nuovo gestore del rifugio Chiggiato. Insieme alla mia famiglia abbiamo preso da quest'anno in gestione il rifugio dal CAI di Venezia, mia moglie Barbara e mio figlio Alex di 5 anni. Una prima motivazione è sicuramente il ricordo di 10 stagioni, per quanto mi riguarda, passate quando andavo a scuola a gestire il rifugio. Successivamente ci siamo chiesti, oramai è da un anno che siamo in ballo con questo progetto, di capire cosa fare per diversificare, per provare a avere una nuova esperienza. E quindi la vecchia gestrice, la signora Palatini, mi ha proposto di prendere in gestione il Chiggiato e con la mia famiglia appunto abbiamo deciso di fare questo passo. La prima motivazione che mi ha spinto a intraprendere all'interno della famiglia il percorso del Chiggiato è stato proprio il fatto di aver fatto tanti anni qua. Ora era un rifugio che mi è rimasto nel cuore, comunque era una vita che sentivo più mia. Quello che avrei sempre voluto fare a contatto con la natura, non impegnarmi in prima persona, vedere se effettivamente sono in grado, e dopo anche, una volta superato questa fase sentimentale, bisogna essere pratici, quindi la volontà è comunque di valutare un'integrazione del reddito familiare facendo qualcosa che interessa, che piace. Il rifugio Chiggiato si trova in comune di Calalzo di Cadore, sul versante sud del gruppo delle Marmarole, parte dell'area 5 delle Dolomiti Settentrionali, da poco diventato di patrimonio UNESCO. Il rifugio Chiggiato è stato inaugurato il 1 luglio del 1926 e costruito dalla sezione del CAI di Venezia. Era nato originariamente come punto d'appoggio per le ascese alpinistiche nel versante sud delle Marmarole. Il culmine di questa esperienza alpinistica è stata la settimana del luglio del 1941, quando il grande alpinista Ettore Castiglioni, nel giro di una decina di giorni, ha aperto altrettante vie sulle Marmarole. È intitolato al padre cosiddetto degli alpinisti veneziani, Giovanni Chiggiato. Era un notevole alpinista, presidente per molti anni della sezione appunto del CAI di Venezia. Il rifugio è una costruzione in pietra con tetto a 2 falde in legno. La cosa interessante è che nel 26 non esistevano ovviamente gli elicotteri, non esistevano teleferiche per l'approvvigionamento di materiali, e quindi tutti i materiali appunto per la costruzione del rifugio sono stati raccolti in loco. Infatti, dove attualmente sorge il bivacco intitolato a Rodolfo Contin, là c'era una delle 2 cave per l'estrazione della pietra utilizzata appunto per la costruzione del rifugio. Nel 2001 il rifugio è stato oggetto del primo ed unico ampliamento. Per adeguarlo alle normative sanitarie abbiamo al piano terra una grande sala da pranzo esposta a sud-ovest, con vista sulla Cima Bastioni, Cima Scotter e sul ghiacciaio dell'Antelao. Abbiamo un bar, abbiamo la cucina. Al primo piano abbiamo 3 camere da 6 posti letto,
una camera da 2 e la camera del gestore. Nel sottotetto trovano spazio i 2 cameroni da 12 e da 16 posti. Un problema importante, che poi è una caratteristica comune a tutti i rifugi d'alta quota, è l'approvvigionamento idrico. Infatti a 2000 metri, soprattutto sulle Marmarole, è difficile trovare una sorgente di acqua permanente. Per questo abbiamo un acquedotto di 2000 metri che va a prendere l'acqua fondamentalmente piovana sotto la cresta d'Ajeron e nella Valsalina. È un problema l'acqua perché non essendoci appunto una fonte permanente dobbiamo immagazzinarla. Abbiamo una cisterna a Monte del Rifugio di 10.000 litri che chiaramente fa in modo che l'acqua per questo non sia potabile. Quindi abbiamo l'approvvigionamento dell'acqua per i bagni, da bollire per il mangiare, e dobbiamo a nostra volta tramite la teleferica tirare a monte tutta l'acqua da bere di cui necessitiamo. La teleferica ci serve inoltre per portare in rifugio qualsiasi genere alimentare e non di cui abbiamo bisogno. La teleferica era stata costruita a metà anni 80 dall'allora gestore Sandro Valcanover e riammodernata intorno al 2002. Attualmente è l'unico mezzo fisso che consente al rifugio di non dover utilizzare i servizi dell'elicottero. La teleferica ha la sua partenza presso il Rio di Assa e si sviluppa per all'incirca 1200 metri. Un'altra cosa che dobbiamo produrci in loco è l'energia elettrica. Il rifugio non è servito da una linea Enel e abbiamo un gruppo elettrogeno che ci fornisce l'energia elettrica. Tutto l'impianto elettrico è stato rivoluzionato nel 2005 con un progetto del CAI Centrale di Milano, un progetto che riguarda una cinquantina di rifugi nell'arco alpino italiano con fondi europei, che dovrebbe dare la possibilità ai rifugi di produrre energia verde, quindi o tramite l'eolico o le centraline idroelettriche o fotovoltaico, che poi è il caso del nostro rifugio. Abbiamo quindi 2 campi di pannelli fotovoltaici montati sul tetto, sulla falda sud ovviamente del rifugio, che producono l'energia sufficiente a caricare un pacco di 30 batterie che appunto immagazzinano questa energia e dopo tramite un inverter restituiscono l'energia a 220 per far funzionare il rifugio. Nel momento in cui non dovesse essere sufficiente l'energia del sole, o per giorni di cattivo tempo o per altre motivazioni, abbiamo un impianto di cogenerazione da 25 kW funzionante a biodiesel che appunto supporta le batterie e tutte le altre necessità energetiche. Con lo stesso sistema riusciamo anche, recuperando il calore del gruppo elettrogeno, a produrre appunto l'acqua calda sanitaria necessaria per gli usi quotidiani. È sicuramente un vanto che il rifugio ha raggiunto un'autonomia di produzione di energia elettrica e soprattutto di recupero del calore per poter avere finalmente acqua calda in abbondanza per gli usi quotidiani. Il principale frequentatore del rifugio è l'escursionista. L'escursionista può trovare molti sentieri da poter percorrere e poter ammirare. Gli escursionisti più esperti poi possono, visto che il rifugio è comunque situato lungo l'Alta Via numero 5, cimentare nel cosiddetto Giro delle Forcelle, quindi Forcella Giao della Tana, Forcella Froppa e Forcella Marmarole, con l'emozionante discesa sul ghiaione del Vallon del Froppa. Il rifugio è anche la partenza ideale per il giro dei bivacchi che sono posizionati sul versante nord delle Marmarole. Subito dopo il panorama l'escursionista resta impressionato dalle nostre tagliatelle ai mirtilli con ragù di cervo, che è un piatto
che abbiamo voluto inserire nel menù e che sta riscuotendo un successo insperato. Oltre ovviamente alle tagliatelle e ai mirtilli, abbiamo i piatti tipici della cucina del centro Cadore. Abbiamo i canederli con lo speck in brodo o con la ricotta e il burro fuso, abbiamo i casunziei alle rape rosse con il burro fuso e la ricotta. Di secondo proponiamo il cervo in salmì, proponiamo il goulash piccante, proponiamo il pastin, tutto ovviamente accompagnato con polenta e funghi. Ogni buon pranzo deve concludersi con dei dolci preparati da mia moglie, strudel di mele e crostata di mirtilli rossi e di albicocchi. Proprio per dare la possibilità ai nostri clienti di apprezzare tutto l'arco dell'anno il chigiato, vogliamo provare ad aprire durante l'inverno, quindi durante le feste natalizie e durante i weekend, dare la possibilità agli amanti delle ciaspe e dello sci d'alpinismo di trovare un punto d'appoggio in quota, un pasto caldo e un posto accogliente dove concludere la loro salita, la loro fatica. Più in generale, per la montagna, il mio pensiero personale, la montagna non deve essere più vista come un parco dei divertimenti, ma deve il cittadino sapere che è un universo di storia, è un universo di gente che cerca di vivere in montagna, vorrebbe continuare a vivere in montagna. Non possiamo più assistere a migrazioni silenziose, però all'impoverimento dei nostri paesi. L'ultimissimo auspicio è che il riconoscimento dell'UNESCO porti a riscoprire le Dolomiti non come fenomeno di massa, non solo come fenomeno di massa, ma che porti a riscoprire i rifugi come il Chigiato, i rifugi che ancora mantengono il vero spirito di colui che va in montagna, che non si accontenta della salita in macchina e del semplice pranzo. Tutti devono faticare alla stessa maniera per arrivarci. Con questo vi saluto e vi aspettiamo, io e la mia famiglia, al Rifugio Chigiato.